Buongiorno a tutti ragazzi, le previsioni per domani sono abbastanza confortevoli su tutta l'Italia. Diciamo solo in qualche parte d'Italia farà diciamo, pioggia e maltempo. Diciamo che purtroppo Torino e Genova, quindi Piemonte e Liguria saranno colpiti da un temporale diciamo, abbastanza intenso, come potete vedere qui ragazzi. Poi ci sarà la Valle d'Aosta, ci sarà sicuramente forte maltempo perché come potete vedere in Val d'Aosta ragazzi è allerta arancione e gialla. Quindi poi il Piemonte, quindi Torino centrale, a scendere fino alla Liguria. Poi qui mi dispiace per te Avvocatella, ma qua stiamo a grado, quindi stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia, manca a farla apposta proprio su grado e diciamo in effetti Udine, quindi tra Udine e Grado ci sta questo maltempo qui. Ciao Nadia, buongiorno. Quindi diciamo che queste saranno più o meno le due, diciamo, anzi le tre regioni un po' colpite. Quindi ripetiamo, il Piemonte, qui poi la Liguria, anzi sono quattro allora, Valle d'Aosta e qui Friuli Venezia Giulia, che sarebbe da Udine a Grado, quindi Lignano Sabbia d'Orio, diciamo queste città qui del Friuli Venezia Giulia. Mentre qui a Torino invece in effetti sarebbe, fammi vedere meglio, sarebbero tipo allora, Torino Centro, Bra, Cuneo, fino ad arrivare diciamo a Savona, Genova, Rapallo, diciamo queste sono le città più o meno che saranno colpite. E poi diciamo, tutta la Valle d'Aosta sarà colpita da questo forte maltempo che, come potete vedere, è allerta arancione, diciamo, e gialla. Poi su tutta l'Italia, ragazzi, non c'è bisogno che ve lo faccio, che ve lo dico perché vedete che è bello pulito pulito. Ci sta un pochino qui sulla Corsica, ma per il resto tutta l'Italia, compresa la Sicilia che adesso non si vede, ma eccola qui, è tutto bello chiaro chiaro, ragazzi. Quindi si tratterà solamente di quelle quattro regioni in effetti. Quindi ripetiamo, la Liguria, Torino, quindi il Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Queste qui saranno le quattro regioni che domani tutta la giornata ci sarà maltempo. Poi ovunque ragazzi, bel tempo ovunque, quindi temperature in salita quasi dappertutto. Quindi ci sta questa rimonta dell'anticiclone, come dicono, quindi arriverà un po' di temperature, diciamo, non dico estive ragazzi, perché sarebbe pazzesco, però si alzeranno di molto, di 6-7 gradi, quindi arriva questo, dicono, anticiclone, quindi le temperature sono in salita. Quindi perlomeno per domani, ragazzi, in tutta Italia sarà bel tempo, tranne che Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e un po' del Friuli Venezia Giulia, cioè in effetti, come ho detto io, da Udine a Grado ci sarà questo maltempo, quindi anche su Torino comunque non è diciamo, tutto il Piemonte, in effetti la parte centrale fino a Genova, quindi e poi la Valle d'Aosta è tutta completa, quindi interamente. Vi auguro buona giornata a tutti ragazzi, quindi domani, a parte queste quattro regioni, ovunque sarà davvero bel tempo, quindi domani sarà, ciao Ale, sarà una bella, pure a te, sarà una bella giornata ovunque, quindi Avvocatella tu preparati perché a grado ci sarà il maltempo, quindi in Valle d'Aosta, quindi in Piemonte, dei miei amici purtroppo, quindi e poi la Liguria, quindi queste saranno le quattro regioni colpite domani da maltempo. Vi auguro a tutti buon appetito ragazzi, tanto sono giusto giusto l'una, quindi le 13, quindi penso che già molti stanno preparando, oppure già hanno mangiato, oppure devono farlo, quindi vi saluto a tutti eppure io vado a vedere che dobbiamo mangiarci, quindi a dopo ragazzi, un saluto.